Continua la protesta dei sindaci della provincia di Crotone per l'emergenza rifiuti. Stamattina i primi cittadini si sono ritrovati all'impianto gestito da Tec Veolia per verificare che nessun camion proveniente da fuori provincia scaricasse a Crotone. In attesa delle decisioni del commissario, i sindaci del Crotonese continueranno a rimanere sul piede di guerra. Si sono rivissute anche quest'anno le suggestioni della processione della Naca a Catanzaro. Ieri nel tardo pomeriggio il corteo è uscito dalla chiesa del Rosario. Corposa la partecipazione dei fedeli che hanno accompagnato con canti e preghiere l'uscita della statua del Cristo morto e della Dolorata. La Naca da sempre caratterizza le celebrazioni del Venerdì Santo a Catanzaro. La Settimana Santa, oltre che per le rappresentazioni religiose, in Calabria si caratterizza anche per la preparazione di dolci tipici pasquali. Il più noto senza dubbio è la cuzzupa, dolce preparato con farina e uova di varie forme, con al centro un uovo sodo. È tradizione ormai anche calabrese preparare e consumare un dolce di importazione come la pastiera napoletana. Il 37° turno del campionato di Serie B Win sorride a Regina e Crotone. Gli Amaranto vincono di misura al Granillo contro il Novara, decisiva la rete di Alessio Viola a 5 minuti dal termine. I rossoblù pareggiano allo Scida contro la quasi promossa Atalanta, doppio cutolo per i pitagorici, da segnalare il secondo gol spettacolare da fuori area. A segno per i bergamaschi Tiribocchi e Doni. La Regina balza a 53 punti in classifica mentre il Crotone sale a 47.